Salve. Servizi. Dov'è che fa? Tule sõhtu lõpuks vaatad selle ära. Estonia! È sicuramente stata una festa dei giovani che non riguarda solo lo sport, ma riguarda i valori che rappresenta. E poi penso che, visto la giornata che stiamo vivendo di chiusura, è una manifestazione che voglio dedicare ad Enzo Cainero per quello che ha rappresentato per lo sport di questa regione, per l'economia di questa regione, e quindi i ringraziamenti devono arrivare da tutta la nostra comunità, dedicandogli anche questi giochi che penso si meriti, visto la sua carriera e quello che ha potuto portare al Friuli Venezia Giulia. È un bilancio di numeri importante questo di EIOF e un testimone che lascia il Friuli Venezia Giulia alla prossima località. Quali suggerimenti dà? Beh, intanto di crederci, perché abbiamo visto che un evento che tutti pensavano un evento minore invece può portare grandi ritorni di visibilità e grandi opportunità per i nostri ragazzi. Dall'altro mi auguro che invece le federazioni internazionali e i comitati olimpici internazionali si rendano conto che giochi come questi possono dimostrare che un territorio è in grado di organizzare grandi eventi, e quindi mi auguro che questo sia un primo passo per la nostra regione. Vicepresidente, questa è una grande manifestazione in cui il Friuli Venezia Giulia ha dato prova di grande organizzazione, un'organizzazione nella quale tutte le componenti del Friuli Venezia Giulia, compresa la protezione civile, hanno dato un grande apporto. Sicuramente una manifestazione di successo. Abbiamo bissato altre grandi manifestazioni, sicuramente questa coglie un'importanza straordinaria, e in questa giornata difficile ricordiamo chi ha consentito questo grazie al suo lavoro, che Enzo Cainero ci mancherà tanto. Assessore, anche dal punto di vista turistico questo è ovviamente un grande volano. Qual è il bilancio di questa manifestazione per la nostra attrattività? Assolutamente positivo, abbiamo passato una settimana ricca di emozione, abbiamo visto questi campioncini gareggiare provenienti da tanti paesi d'Europa. Insomma, c'è stata molta gente e stiamo incominciando a ricevere dei dati assolutamente positivi, ma quello che va detto è anche il quanto la Regione Friuli Venezia Giulia ha lavorato, le infrastrutture nuove importanti che sono state messe a terra, quindi un sistema che ha vinto, un sistema che ha vinto insieme al CONI, insieme ai volontari, tanti volontari che vanno ringraziati, ci hanno aiutato e coadiuvato in questa stima, quindi un gran risultato, un ulteriore tassello per la crescita della nostra meravigliosa regione. Ciao!